La Guardia di Finanza di Ferrara ha arrestato l'ex ministro Corrado Clini, veneziano di adozione, con l'accusa di peculato ai danni del ministero che ha guidato durante il governo Monti. Per lui e un imprenditore padovano sono stati disposti i domiciliari. Dalle prime informazioni risulterebbe che le ordinanze di custodia cautelare siano scaturite dalla presunta appropriazione indebita di una somma di poco più di 3 milioni di euro, destinati a sostenere un progetto internazionale finanziato anche dall'Italia per la tutela dell'ambiente e delle risorse idriche in Iraq. Il finanziamento complessivo era di 54 milioni. Le indagini sono scattate dopo che i finanzieri hanno scoperto un flusso di false fatturazioni provenienti da una società olandese a favore di uno studio di ingegneria ferrarese aderente ad un consorzio cui facevano parte sia lo studio dell'ingegnere padovano arrestato sia la Iraq Foundation con sede negli Stati Uniti. Un'organizzazione attiva nel progetto da 54 milioni di euro che ha poi portato alle accuse di peculato. Clini è nato a Latina e prima di insediarsi nel veneziano e vivere 15 anni a Milano si è stabilito a Parma e Trieste. Il legame col veneziano e l'area industriale lagunare però non si è mai affievolito. Negli anni 90 venne anche insignito del riconoscimento milanese dell'anno.